86 comuni al voto in Veneto in questa tornata di maggio, un'esclusione dei grillini e delle liste civiche a scapito dei partiti tradizionali, soprattutto PDL e Lega, registra un calo significativo. Da notare anche il progressivo aumento delle quote rosa, con sindaci donna passati il 22% dal 21% della scorsa tornata, e che fa ben sperare nel futuro per la partecipazione femminile alla politica. Da notare anche alcune curiosità: ci sono stati anche 2 comuni con un solo candidato, nel Rodigino e nel Bellunese, e comunque c'è un dato invece molto più preoccupante, che è l'astensionismo, perché la partecipazione, soprattutto il primo turno, è stata attorno al 70% un po' in tutte le province. Quindi c'è un 30% di elettori che non è andato a votare e che quindi non si sente rappresentato. Un dato su cui riflettere. Passiamo adesso la parola a 2 protagonisti di questa tornata elettorale. Uno è il neoeletto sindaco di Marcon, Andrea Follini, che succede a Pier Antonio Tommasi, vicepresidente di ANCI Veneto, e l'altro è Olindo Bertipaglia, candidato sindaco a Sonara e entrato comunque nel Consiglio comunale. Fare il sindaco oggi è sicuramente un onore per chi ricopre questo incarico, è anche un onere, sappiamo bene, insomma, c'è un rapporto con i cittadini da costruire o da continuare, come nel mio caso. Non è semplice, sappiamo che abbiamo di fronte grandi difficoltà da affrontare, però è un impegno vissuto come un servizio alla città, specie nei comuni come le dimensioni di Marcon, comune di 16.500 abitanti. Questa è la misura dell'impegno, un servizio alla propria città e ai propri Sicuramente cittadini. A Saonara la grande novità è stato il movimento dei grillini. I temi della campagna elettorale, bella domanda. C'è da dire che se a Roma abbiamo una brutta immagine di quello che è la politica, poi il tutto si riversa nei sindaci, nei candidati sindaci e negli amministratori dei comuni. C'è bisogno che l'ANCI faccia un documento forte, già fatto tra l'altro dal nostro presidente Giorgio Dal Negro, un documento forte contro questa politica romana che i cittadini non vogliono più tollerare.